Salve a tutti, ben ritrovati, io sono sempre in compagnia di Donatien. Oggi parliamo ci dedichiamo finalmente alla struttura, al contenuto di questo libro che è Chromologos, che parte, lo riassumiamo, da una ricerca che tu conduci e che si evolve da quella kandischiana sulla metafisica del colore. Innanzitutto io so che tu adesso a breve presenterai il tuo libro, no? Sì, domani sera, il 27 marzo, al Caffè Infantini di Faenza ci sarà questa cena vegana con presentazione libro, quindi chi vuol partecipare siete invitati, o volete informarvi chiamate l'Infantini Caffè e vi diranno tutte quelle che sono le informazioni. Benissimo, per la serata. sono sicura, quindi venerdì 27 marzo avrete la possibilità di assistere alla presentazione di Chromologos. Ritorniamo a Chromologos. Kandinsky. Parti dalla ricerca sulla spiritualità kandischiana, quindi dalla convinzione che vi possa essere, Kandinsky era questo principalmente il centro della ricerca kandischiana, ovvero la convinzione che potesse esistere una relazione tra il colore e la spiritualità, no? Tu ti distacchi un po' dalla spiritualità. Parli di fede nel tuo libro, molto spesso ritorna la parola la fede. Okay. A cosa è legata però? Cosa si riferisce questa fede se tu sei agnostico? È giusto. Allora, è molto semplice. Allora, partiamo da come mai Kandinsky allora parla di spirituale nell'arte. Kandinsky, quando scrive questo libro, frequenta la Blavatsky e quindi frequenta quella che è la teosofia. Ovviamente ne ha influenzato su questa cosa a tal punto che ovviamente verte questo suo pensiero artistico molto su questo concetto, quindi di fatto la spiritualità dell'arte di Kandinsky ha una base teosofica ed ecco perché è molto soggettiva ed è molto mirata. Quando parlo nel mio libro di fede, in effetti è una fede tra virgolette, nel senso è una fede soggettiva e generica. Io posso aver fede nelle mie capacità, io posso aver fede nelle possibilità di una cosa, io posso aver fede religiosa, io posso aver fede in tante cose, cioè la fede siamo abituati a vederla esclusivamente sotto il profilo... Però c'è anche Dio, Dio però, quando ne cito dentro di Dio, lo dico sempre, uso questo termine anche se è già identificativo, perché per quanto mi riguarda, nel momento in cui dico Dio, giusto, già non è un Dio generico, ma è un Dio di una certa religione, giusto? Perché in un'altra non si chiama Dio, si chiama in un'altra. Quindi lo dico, ma non lo voglio definire, perché in realtà se no mi sposto e mi fisso, e non voglio spostarmi e fissarmi, in realtà lo voglio lasciare sul generis. Il punto di partenza è che questa cosa possa valere per chiunque, Cioè per gli appartenenti alle più diverse religioni. No? Dentro nel libro c'è un passaggio molto interessante dove dico che di fatto l'unica cosa che accomuna tutti e tutte le religioni è l'arte. Cioè davanti a un'opera d'arte qualsiasi persona al mondo, di qualsiasi religione sia, trova un punto d'incontro, ama quella cosa. Allora, facciamo finta che, non facciamo finta, veramente me lo auguro per te, che la gente acquisti il tuo libro, Chromologos, e che si trovi con il tuo libro in mano, all'ultima pagina trova delle carte. Come vengono utilizzate queste carte? Come si usano? Adesso lo faccio vedere. In effetti queste 21 carte hanno due facce, infatti sono retroverso praticamente, ecco, se me li fate inquadrare, vedete, c'è un verso che è questo e c'è questo che è un altro, e praticamente questa parte dove ci sono questi movimenti e questi punti è la parte inconscia, l'altra parte che non ne ha è la parte razionale. Come si svolge questo discorso? Praticamente una persona deve mettere tutte le carte stese sulla parte inconscia, poi girarle nella parte razionale e ogni volta deve nella parte inconscia sceglierne 3
la prima quella che gli piace di più, la seconda quella che gli piace mediamente e la terza quella che non gli piace per niente. Stesso discorso dall'altra parte, poi non vi dico cosa succede perché sennò vi svelo tutto quanto, nel libro c'è scritto cosa poi è la scelta. Ad ogni scelta corrisponde Esatto, all'inizio del libro c'è una pagina che spiega esattamente quale corrisponderà come carta scelta per il responso e perché ho fatto questo. Perché quando io dico che negli atelier Chromologos una persona con il puro atto del dipingere può incominciare, non che può incominciare questo percorso di ricerca e di dialogo con se stesso, a parte che vengo preso un po' per uno che vive la sua utopia, il suo mondo, allora avevo bisogno di dimostrare che le mie teorie aveva un senso. Esatto, in effetti poi quando faccio questo test che ho fatto anche in centri di riabilitazione e tutto quanto, sottolineo che sono anche membro della Società Francese di Psicopatologia dell'Espressione d'Arte di Parigi, quindi è proprio una tematica che si sviluppa. Quindi ha un fondamento scientifico la tua ricerca. Quindi in questo caso qui la persona avrà la convinzione e la prova che quello che è detto come teorico, poi all'atto pratico uno la vede, dice ma è vero? Questa cosa vale, scusami se ti interrompo perché sono curiosa di saperlo, questa cosa vale per, se io da lettrice dispongo le carte, scelgo le figure che più mi aggradano o viceversa che non mi piacciono e quindi esprimo un giudizio di valore, un giudizio estetico su queste carte, questa cosa vale per lo spettatore, per chi guarda il quadro, per chi guarda la figura, perché immagino che queste carte corrispondono a delle figure, ma possono corrispondere nell'aspetto più generale, possono corrispondere a un quadro, no? Alle figure di un quadro. In effetti sono tutti quadri. Sono tutti quadri. Questa cosa vale per lo spettatore o per chi guarda il quadro, per l'osservatore, o vale anche per l'artista? Cioè, mi spiego meglio. Un artista che decide di dipingere questa cosa e quindi dall'aspetto un po' più razionale, piuttosto che ciò che c'è dietro, questo comporta una spiegazione, una significazione alla scelta dell'artista? Allora, questo comporta una significazione alla scelta, indipendentemente che sia artista o meno. No, l'artista però, diciamo che... Cosa sta dietro alla volontà di dipingere questo lato della carta, ti faccio un esempio, piuttosto che questo? È la metodologia e l'interpretazione diversa. In effetti questi sono esempi di come una persona possa esprimere il proprio modo di dipingere, che questo è il mio modo di dipingere, è la mia identità, che però uno dopo se dice voglio farlo anch'io Chromologos, troverà la sua espressione, la sua identità. Ti dico questo perché abbiamo detto ogni carta corrisponde ad una spiegazione, ad una qualità espressiva, ad una qualità caratteriale, a qualcosa. Io leggo il doppio senso, la felicità, c'è la ricchezza, c'è il compromesso, l'acqua, il centro, ok? Il dialogo è tra tra le scelte che l'osservatore o il lettore in questo caso fa. Le stesse spiegazioni stanno dietro alla volontà di dipingere queste cose, no? Esatto, più che nella volontà, nella ricerca. In effetti queste spiegazioni che sono dialoghi già definiti, c'è un certo tipo di situazione di vita per cui mi sono già trovato, una certa definizione di situazione e di approccio, giusto? Che una persona con l'atto del dipingere e del colore comincia a scoprire, comincia a dialogare tra sé e sé. In effetti è come se a un certo punto ci sdoppiamo e io ho il Donatien inconscio che comincia a dialogare col Donatien che parla adesso, giusto? E siccome il Donatien inconscio non ha un decriptaggio per questo, l'unico linguaggio che può decriptare questa cosa è il colore e l'espressione. Tramite questo esiste questo decriptaggio. E queste associazioni Donatien come vengono? Cioè com'è che se l'hai fatto tu, se l'hai fatto con una ricerca, com'è che hai associato una rappresentazione chiamiamole qualità, sì. Così capiamo meglio, una qualità ad un'immagine. Com'è che a questa carta, per dirti, corrisponde il compromesso, a questa carta corrisponde la felicità?
Allora, è molto semplice. Io te le do, se le vuoi mostrare. Sì, no, in quella famosa... Allora, vabbè... Per esempio, io l'ho fatto il giochino, te l'ho detto. Sì, il test, chiamiamolo test. È ludico, esatto. Però chiamiamolo test. Il test. Allora, come ho detto nelle trasmissioni precedenti, il tutto è nato in quella famosa casa palafitta lì degno. Sì. Allora, le prime carte, vale a dire quelle della parte inconscia, sono nate in quella palafitta e... sono i tuoi disegni questi? Sì, tutti, sia di qua che di là. E in effetti questa prima parte, che erano acquarelli, sono nati tutti e 21 in 20 minuti. In 20 minuti ho creato questi 21 acquarelli così, che il tempo è pochissimo, cioè certo. in realtà. Ma dove è stata la volontà? Io in quel momento ho detto voglio svuotare, alla Desad, voglio svuotare quello che è tutto quello che ho dentro senza pensare. Cioè io devo creare e non pensare, perché appena penso io contamino la creazione dell'inconscio. Quindi se sto a dire adesso cosa faccio, adesso cosa metto, quindi adesso... tu la parte inconscia l'hai creata imponendoti di non pensare mentre dipingevi. Esatto. Però vedo mentre la parte razionale sì, quando ho fatto la parte razionale ben 15 anni dopo, giusto? Sì. Ecco che invece lì il contrario. Posso dirti una cosa? Sembra esattamente il contrario, l'opposto. Cioè, queste carte che hanno dei motivi ben precisi, Sì. dei segni, dei puntini, e sono motivi che sono richiamati in tutte e 21 carte, sembrano appartenere invece alla parte razionale. Esatto. Viceversa, Ecco. la parte inconscia sembra essere quella relativa che appartiene alle pennellate più appunto irrazionali, no? Come mai? Allora, mi fa piacere che hai fatto questa puntualizzazione, perché di fatto questa è la dimostrazione, e tu con questa domanda hai praticamente centrato l'obiettivo, che il razionale è sempre al contrario di quello che è dell'inconscio. Quindi questa tua definizione, questa tua ma mi sembra che, giusto, è proprio il mi sembra razionale, è proprio la razionalità che dice ma queste sono razionali, ma lo dice il tuo razionale che sono razionali, non il tuo inconscio. Per cui ecco che c'è la volontà della razionalità di dover obbligatoriamente dare una significazione. Una significazione, è vero. Quindi non c'è un motivo a questi puntini, a queste linee che assolutamente no. E non c'è un motivo al fatto che tu lo ripeti qui, lo ripeti qui, lo ripeti qui? Sì, è venuto proprio naturale. È una coincidenza il fatto che in 21 carte ci siano gli stessi segni con gli stessi punti. Esatto, ma i colori diversi. Perché in realtà il colore forma, colore espressione determinano poi la simbiosi di quello che è l'impatto inconscio, giusto? Certo. Nel libro, se uno poi legge il libro capisce, siccome nei test, cioè negli atelier Chromologos, nell'atto viene consigliata non l'utilizzo della linea retta, sì. Perché la linea retta è la linea espressiva perfetta dell'uomo. In natura non c'è linea retta, non esistono linee rette nella natura, nel cosmo, per cui la linea retta è una creazione dell'uomo. Ora, giustamente, su questa base, il discorso è che chi fa Chromologos non usa linee rette, ecco perché ci sono i movimenti e nascono senza... E questo è il motivo... è la spiegazione di come è nata la differenziazione tra inconscio e razionale. E invece come è nata proprio l'accostamento della razionalità o dell'inconscio a delle qualità come il passato. Cioè, perché una carta come questa, adesso prendo a caso una carta come questa, definisce la felicità. Ecco. È molto semplice. Ho preso la felicità, sì, questa è la felicità. Cioè, mentre la felicità inconscia, perché se la giriamo c'è la felicità razionale. Questa è la felicità inconscia. E dietro c'è la felicità questa è la felicità razionale. Esatto. Beh, è molto semplice, nel senso che in effetti una persona deve fare un po' da cavia, giusto? E io l'ho fatto da cavia in effetti, e mi sono detto, adesso che ti sei svuotato, giusto? Sì. Adesso hai tirato fuori tutto, che sensazione hai? Cioè, questa carta, al di là di quello che tu vuoi dargli come significato, emotivamente dentro, a livello inconscio, dove ti porta? E tutte queste dove ti porta, per esempio la felicità, mi porta alla felicità vissuta nel passato, l'infanzia, tutte queste cose, che sono tutte cose che ormai sono fatte
Quindi non è questione di razionalità, è questione di vissuto, ma un vissuto registrato nel nostro interiore, nel nostro più profondo. Hai detto bene, è proprio un test che ti dimostra che attraverso queste carte, attraverso il colore, le linee, si possa arrivare a una spiegazione razionale delle proprie sensazioni. Questo è solo un meccanismo per convincere la persona o le persone che in effetti tutto il processo creativo che è consigliato dentro ha una base, nel senso, se funziona questo vuol dire che anche il resto allora funziona. Purtroppo noi esseri umani siamo abituati, e non possiamo scampare da questa cosa, che siamo tutti San Tommaso, se non c'è la prova non ci crediamo, quindi prova, ci credo, funziona. Questa è la prova che si può fare. Io dimostro nel test che... Domani vedremo come questo studio ha rapportato anche alle tue esperienze, alle tue collaborazioni con organi, diciamo, e istituzioni più che hanno a che fare con la psicologia, con la psicanalisi. Certo. Io ti saluto qui, ti ringrazio per averci dato questa bellissima spiegazione di questo libro, vi saluto e vi rimando all'appuntamento di domani, sempre con Donatien e sempre con Di Arte. Ciao a tutti!